Buongiorno raga, buongiorno, benvenuti a un nuovo episodio di Colazione da Samu. Amy Winehouse, la versione rifatta da Mark Ronson, Valerie. Oggi mi farò odiare un po' perché l'argomento è un po' particolare. Ricevo sempre un sacco di domande, intanto facevo partire il cronometro, ricevo sempre un sacco di domande. Cosa fare dopo le superiori? Allora, prima cosa, naturalmente non sono nessuno per dire cosa fare e cosa non fare, ma sicuramente posso dirvi cosa avrei fatto io in questo periodo, dato che non si capisce più nulla. Mi farò odiare perché vorrei dire un po' di verità, raga. Studiare è sicuramente importante, però siamo in un periodo in cui vedo da diversi anni ormai che già quando dovevo andare io all'università tutti devono per forza andare all'università, a prescindere da quello che vogliono fare, e sembriamo quasi costretti, obbligati dalla società, che se uno non si prende una laurea che sia veramente l'ultima ruota del carro. Ancora prima magari di ascoltarsi, di capire cosa uno vuole, ecco, la risposta deve essere sempre per forza vai all'università. Andare all'università è sicuramente importante e serve tantissimo, ma serve secondo me di più capire veramente cosa si vuole fare. L'altra cosa che secondo me non va bene è che ok andare all'università, però appunto tutti gli avvocati, tutti i medici, tutti i dottori, senza veramente ascoltarsi un po'. So che è sicuramente difficile trovare la propria strada. Secondo me non aiuta neanche il sistema italiano, che uno arriva a 18 scolastico, che sicuramente la preparazione è ottima a livello teorico, però uno arriva a 18-19 anni che ha fatto veramente poco a livello pratico e secondo me ha le idee molto confuse. Quindi cosa farei? Io come prima cosa cercherei veramente di capire cosa voglio, cosa mi piace fare. E se non avessi la più pallida idea, se ho finito il liceo, ho finito ragioneria o qualsiasi tipo di scuola e non ho la più pallida idea di cosa voglio fare, mi prenderei un anno, perché non è un anno perso, ma prenderei un anno. Viaggerei, prima cosa. Noto tantissime persone che studiano lingue e purtroppo devo dire poi quando viaggiano all'estero si scontrano col fatto che non hanno imparato bene la lingua. Ne approfitterei per viaggiare, per farmi 6 mesi magari a Londra, 6 mesi a New York, 6 mesi a Parigi, imparare l'inglese e il francese, che quelli poi serviranno sempre. Se non si hanno i soldi in queste città, fortunatamente si può tranquillamente lavorare e spesarsi, e nel frattempo si impara la lingua, ma soprattutto nel frattempo si capisce un po' come funziona il mondo, come funzionano i mercati in altre nazioni, si capisce soprattutto cosa vogliamo e cosa non vogliamo fare, che è abbastanza importante. L'altra cosa che mi fa arrabbiare, ragazzi, ripeto, avvocati, commercialisti, tutti a studiare queste cose qua senza guardare anche minimamente cosa vuole il mercato, cosa ha bisogno il mercato, perché oggi richiedono un sacco di data analyst, di videomaker, di persone del marketing, di copywriter, ma anche idraulici, fabbri, e nessuno sembra ascoltare il mercato, sembra fare un corso specifico, sembra studiare qualcosa di specifico che poi serve appunto al mercato. Basterebbe aprire un qualsiasi sito di offerte di lavoro anche nelle principali città tipo Milano, Londra, Parigi, e guardare quali sono le posizioni che cercano di più, quali sono le posizioni che pagano di più, per capire come si sta muovendo il mercato. Può dare un po' fastidio, però troppe persone secondo me non hanno la più pallida idea di cosa fare e vanno e si iscrivono alla prima università, al primo corso che capita, spendono un sacco di anni a fare qualcosa che poi scoprono non piacergli e perdono un sacco di tempo. Quindi so che non è bello affrontare il discorso, ma va fatto. Vorrei approfondirlo anche di più in un episodio del vlog, ma detto ciò è scaduto il tempo. Volevo avere un po' di domande da voi perché domani c'è il Q&A, ne manca ancora qualcuna per arrivare appunto ai 10 minuti del Q&A di domani, quindi aspetto le vostre domande qua e su Instagram. Nel frattempo è giovedì, spacchiamo tutto raga. Grazie per essere con me live. 3, 2, 1, buona!